Non solo di politica vive la polemica, anzi, sul caso Baxi Pengo San Lazzaro ci sono soprattutto la società civile, il contributo al dibattito di associazioni, quartieri e di cittadini, perché l'oggetto della discussione è un bene, anzi il bene, che più di tutti abbraccia la collettività, ovvero il futuro di Bassano. E a questa discussione, tenuta troppo spesso e troppo a lungo lontano dai cittadini, è intervenuto anche il centro politico-culturale Romano Carotti. Ci ha colpito la virulenza degli attacchi per la decisione presa dal Consiglio Comunale sul discorso Baxi Pengo. Si dà per ovvio che è talmente evidente che la Baxi deve allargarsi, che tutta la problematica di una grande area, l'ultima grande area verde di Bassano, venga cementificata. Questa passa in secondo piano sostanzialmente. La gente che non è informata su questa questione qui addirittura pensa che l'area di San Lazzaro serva direttamente alla Baxi. Invece è un altro soggetto che si è messo in mezzo, che è la ditta Pengo, che ha imposto sostanzialmente uno scambio. E allora vuol dire, dal punto di vista dell'interesse generale, la cosa non ci piace. È il momento anche di avere una visione più ampia che riguardi almeno il comprensorio, che riconsideri cosa vuol dire salvare il nostro territorio, salvaguardarlo, perché è il futuro che è in gioco, e non possiamo continuare a vedere sparire aree verdi. E non è una questione da fondamentalista ambientalista, non è questo, perché tra parentesi non lo sono neanche, ma è una questione proprio di futuro.